aspetta, vediamo dove è uscito. No, volevo farti leggere quella. E tu avevi fatto denuncia contro Ignoti per le cose di venerdì? Sì, sì. 250 quintali a destra, no? Bastano a trovarli e a distruggerli. Quelle noi non sappiamo niente. Ah, no, no. No. E quindi mi hanno dato 5 giorni e io no, ovviamente gli avevo anche scritto nella diffida che non. Fino là, fino qua è OGM, è mia proprietà. Fino qua è OGM. E da qua è normale. Anzi, fino qua è OGM. Fino qua è OGM. E sono sempre tuoi? No, questi non sono miei. Però questo, quando la barba comincia a diventare marrone, significa che qui la fecondazione è già avvenuta. Dopo 5 metri, se fosse in fioritura contemporanea, dopo 5 metri tu trovi già quasi niente, a 10 metri proprio fai fatica a trovare il carattere, fatica. In seguito all'ordinanza che mi è stata notificata lunedì scorso, oggi il Ministero delle Politiche Agricole darà attuazione egli stesso alla distruzione del mais OGM qui da me coltivato, perché io non ho ottemperato l'ordinanza la cui scadenza era ieri. Quindi stiamo aspettando il trincia della regione Friuli Venezia Giulia che verrà a trinciare il campo e poi alla susseguente aratura. Quindi tranquillamente stiamo aspettando questa soluzione. Ovviamente io risponderò nelle aule giudiziarie e non farò nessuna opposizione a questo provvedimento perché non è nel mio stile. Aspettiamo, la nostra battaglia sarà nelle aule giudiziarie come si è svolta nei tempi passati e lì vedremo che avremo ragione. Vediamo che qui c'è anche la forestale oggi. Sì, perché sempre quando si fanno queste azioni diciamo che sempre un attimino l'ordine pubblico va tenuto sotto controllo, anche se io ho assicurato assolutamente che io non avrei fatto niente perché io non è mio stile ribellarmi a queste cose qua, insomma. Il mio stile è andare nelle aule di tribunale e lì ne ragioneremo. Dunque loro sono qui solo per sicurezza? Per sicurezza, così, per una tranquillità nelle operazioni, che non venga fuori non da parte mia ma da parte di qualche scalmanato pro o contro che non succeda qualcosa, insomma, che vengono ma non succederà assolutamente niente. Fai magari, Davide, fai magari un po' di retro e riprendilo piano piano, così vediamo un po' il trattore. Quando sei a metà? Ok, stai attento, mi raccomando,